Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su Forza Motorsport 5 Xbox One. Allora ragazzi, siamo qua nelle auto sportive moderne compatte e niente, dobbiamo continuare qua la serie. Ho vinto 5 gare su 13, ne mancano ancora un po'. Ho messo le difficoltà drive attentate sopra la media perché voglio prendere un po' la mano. E niente, andiamo con la nostra bella macchinina, con il nostro bel BMW e andiamo a cercare di vincere le prime gare. Vai raga con il nostro BM, vai che andiamo a dominare col nostro BM lucido, guardate, più acciaio, con questa livrea un po' particolare. Vai Kume, il prossimo rivale è It's Bone One. Vai Kume. Vogliamo una grande gara, la classica e purissima gara kumendiana. Ho fatto la traiettoria anche nella frenata, speriamo bene. E qua si butta il Kume come un pazzo scatenatus. Settimo posto veneziano, settimo posto kumendiano. Vai Kume, vai Kume, vai Kume, vai Kume, vai Kume. Tenta il sorpasso ancora. Ottimo veneziano. Dai, ma che riavvolgere, dai. Dai Kume, dai. Tirala sta macchina, sta BM. E si butta in mezzo. Tenta il sorpasso, capolavoro. Attenzione, qualcuno va fuori, qualcuno va fuori. Erroraccio, erroraccio, erroraccio. Erroraccio. E il Kume secondo, il Kumendone secondo. Dai Kume, curva perfetta. Attenzione raga. C'è la cava cazzi, mi mancava dopo Moto GP. Occhio. Bravo Kume, dai che va bene. Dai che dobbiamo superare subito il primo e andare a vincere. Chiaramente ci saranno tanti video di motorsport, ma non per forza faccio tutti i video di tutte le gare della carriera, cioè chiaramente. Però ne voglio fare tanti di video di questo gioco che è spettacolare. Unico difetto secondo me sono le micro transizioni per le macchine, che poi tanto micro non sono. Ecco, quello sia un problema, però insomma, speriamo in qualche DLC magari gratuito. Questa è l'unica speranza, divertimento di gruppo. Non posso dai che adesso sto registrando. Complimenti, ho battuto tutti. E il Kume ha battuto tutti. Oggi il prossimo rivale è un coglionazzo obeso. Occhio. Vai Kume, vai Kume. Comunque graficamente veramente superlativo, Forza NBA capolavori. FIFA chiaramente è un upgrade, è un aggiornamento bello, però è chiaro che il vero FIFA sarà il 15, su questo insomma è una cosa abbastanza scontata chiaramente. Però già come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, sicuramente ci sarà un bel gioco per il prossimo anno ragazzi. Anche se la mia speranza è quella che un giorno magari la 2K può inventarsi il capolavoro definitivo, però è impossibile, non può avere le licenze. Non parlare Kume, non parlare Kume. Eccola la cagatissima veneziana. Ma siamo in vantaggio ragazzi, beh anche il primo campionato insomma, stare anche un po' tranquillo. Deve essere, questi sono video per far vedere soprattutto il gioco, ecco. Le vere battaglie arrivano dopo chiaramente. Come livello ho messo l'attacca dopo di quello medio, quindi sopra la media, tanto per fare un po' di esperienza. Mi piacerebbe arrivare a esperto, che ho fatto delle gare esperto e le ho anche vinte, però è chiaro che voglio prima fare voglio avere un po' più di dimestichezza con le macchine, con i tempi di frenata, con tutte queste robe qua, per essere più tranquillo. Però gli interni sono fatti in una maniera devastante ragazzi, cioè. Comunque raga, ho letto dei messaggi che era meglio la play così con là. Intanto allora, cioè io sono dell'idea che
sta guerra di console non serve a niente, nel senso, secondo me è un vero appassionato e chiaramente con un lavoro, perché è chiaro che se andate a scuola, ragazzi, è normale che insomma lasci i genitori a spendere i soldi e in questo momento storico è difficile, però se uno ha un buon lavoro e non ha troppi gridi per la testa, secondo me, cioè, un appassionato si può comprare anche tutte e due le console, nel senso, cioè, se uno veramente ama i videogiochi e ha un lavoro e ha qualche disponibilità, perché comunque io sono dell'idea che se uno ha una passione la deve coltivare, può essere i videogiochi, o chi piace comprarsi milioni di vestiti, o chi piace mangiare fuori tutta la sera nella discoteca, ognuno ha le sue passioni. Ecco, quindi se uno ha veramente la passione dei videogiochi e ha un lavoro, perché ripeto, se andate a scuola è chiaro che non si può, insomma, spendere tanti soldi così dei genitori, bisogna comprare tutte e due, cioè, non è che c'è chi è meglio e chi è peggio, su certe cose è meglio l'Xbox, su altre la Play, punto. Quindi io la risposta perché non hai preso la Play e perché la prenderò più avanti, cioè io la prenderò sicuro anche la PlayStation, solo che adesso non mi interessa perché volevo motorsport, e poi io sono, come si dice, la PlayStation me la voglio prendere il prossimo anno, tutto qua, quindi non preoccupatevi ragazzi, ci sarà l'unboxing e tutto anche della PlayStation, solo che al Day One questa volta, visto che l'altra volta ho preso la Play 3, questa volta invece ho preso l'Xbox, tutto qua ragazzi, quindi questo è il discorso. Comunque la domanda è che quanti soldi hai come nonno che ti compri tante robe, non è che ho tanti soldi, che semplicemente ho preso una decisione, cerco di spendere i soldi nelle cose che mi piacciono, preferisco evitare, cioè nel senso, comunque ho un lavoro e tutto quanto e mi permette insomma di avere anche le mie spese e allo stesso tempo di mettere via. Ecco, tutto qua ragazzi, grande Cube. Buona vittoria, tranquilla, precisa, ordinata, grande Cube. Però io voglio i soldi, mi voglio i big money, fiei. Quanto mi piace sta livrea così argentata. Insomma, non vedrò di fare anche delle livree personalizzate come su Forza 4. Soldini arrivano. Molto bene. Un po' di soldi sono arrivati. Si gode, si gode, si gode. Dai che arrivano soldi, dai che arriva Skate. Dopo la gara saprai quali record hai battuto e chi sarà il tuo prossimo rivale. Sono 63 millesimo al mondo. Bene, direi che andiamo bene. Siamo proprio forti, siamo. Vai ragazzi, siamo a Praga e adesso chiaramente sto dedicando tanto ai giochi Xbox One. Ma ci sarà anche il Giro d'Italia, tutte le cose dell'Alpine Ski, quindi stai preoccuparvi, ci sarà tutto, solo che adesso è un periodo un po' estremo dal punto di vista lavorativo perché devo impegnarmi per raggiungere risultati migliori, perché ragazzi comunque scuola e lavoro sono le due cose fondamentali, soprattutto se ti vuoi creare una famiglia e tutto, assolutamente devi concentrarti al massimo su queste due cose, la scuola perché ti dà dopo la base per trovare un buon lavoro, anche se ormai adesso con la crisi che c'è veramente fa fatica un po' tutti, quindi ragazzi mi raccomando, che dopo chiaramente diventa la famiglia la cosa più importante, però se non hai delle basi, se non hai un lavoro positivo sicuramente non puoi fare niente, quindi alla fine non puoi proprio pensare a non impegnarti nel lavoro e nella scuola. Ma adesso ragazzi concentriamoci su questo. Ok, bravo, bella, questa mi è piaciuta, siamo quarti, quarto posto veneziano a Prague. Mamma mia, guarda qua. Guarda che bello qua questo punto che vedi la città, è qualcosa di spettacolare. Vai come andone. Vai che dobbiamo assolutamente vincere anche questa gara. E il Cume c'è ragazzi, il Cume c'è. No. Merda, vari paletti. Dai ragazzi. Esternazzo puro come diavolo. Bravo Cube, sul passo buono. E il Cube è secondo. Ragazzi. Vai, bravissimo, dai che andiamo. Dai che ci andiamo a prendere il primo posto. Bravo Cube, molto bene. Dai, queste gare devono servire per prendere la mano e per poi dominare, non vedo niente. Vai di occhiali comendiani, sapete che sono abbastanza appassionato dei Ray-Ban, praticamente, che per andare a letto me li metto, è una roba che proprio amo,
colpa di Mappa, che anche lui è appassionatissimo. It's incredible, Kume, incredible. Vai, come cerchiamo di gestire la gara e portare a casa 25 punti, che se no sono 25. Qua non c'è il bibitaro, Fiori. Vogliamo il bibitaro, vogliamo il bibitaro, vogliamo il bibitaro, la 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 la. Il mio nome è Bibi, Bibitarus. Questa è una curva presa proprio bene. Questa traiettoria ideale è un po' dura, però io devo cercare di prendere soldini perché voglio comprare le macchine, voglio dominare. Poi ho bisogno della testa rossa, ragazzi. Ho bisogno della testa rossa by Ricky Barabba, Come sono curioso di vedere venerdì con l'uscita della Play. Non vedo l'ora. Voglio vedere anche la Play com'è. Come ho detto prima, il prossimo anno ci sarà anche la Play, non so quando, sicuramente non prestissimo perché comunque non so che potremo ciavarci skate proprio in maniera così incredibile. Comunque motorsport e NBA sono proprio meravigliosi. Io ci speravo su Rise, però sicuramente le pagelle di Spazio Games mi hanno un po' scioccato. E poi boh, non lo so, cioè graficone incredibile, però quei tipi di giochi là mi stufano presto, onestamente. Cioè, peccato perché secondo me le premesse erano buone. Poi vabbè, i vari Call of Duty e Battlefield proprio lo sapete, cioè, dal primo sono una pipa di proporzioni galattiche, poi boh, sono giochi che fanno veramente tutti, nel senso proprio non mi divertono, cioè troppo minestra riscaldata secondo me, cioè nel senso sì, sicuramente è un gioco che si gioca, comunque mi diverto anche, si passa quelle 2 ore tranquillo, però da registrare secondo me il mio canale, anzi il nostro canale è più ormai focalizzato su simulatori sportivi, racing e comunque ci sono anche quei tipi di giochi là, però in maniera molto marginale. Allora mi ha poco senso secondo me, perché avevo pensato magari un Battlefield di andare a comprarlo, però dopo ho detto no, Fio, c'è il comandone su Battlefield, il primo vabbè fa ridere, il secondo cioè, sapevo che NBA soprattutto e Forza erano giochi comunque apprezzati, e poi sono il genere che preferisco sinceramente. A me i giochi di guerra, così le FPS mi piacciono, però allo stesso tempo mi stancano anche presto, e il Cume va a vincere in maniera splendidamente splendida. Cioè il record è 2 minuti e 5, spero non con sta macchina perché sennò veramente, cioè, prendere tipo 20 secondi, cioè, ho capito essere pippe, però mi spero se sta con una Ferrari o comunque con una macchina devastante. E il comandone ha vinto, la la la. Molto bene, altri soldini che arrivano, vediamo quanto arriva da questa gara di Prague. Da questa gara, vediamo un po'. Beh dai, non male, incassi, 6.525. Buono, premio buono, bene, molto bene. Livello affinità è andato su. Perfetto. 61. Beh ragazzi, siamo ad Atlanta e ho messo la traiettoria per le frenate, la traiettoria ideale per la frenata perché me lo ricordo poco stracciato e poi voglio imparare bene i tempi di frenata, ste robe qua. Dai che andiamo, la partenza cumendiana, vai di partenza cumendiana. Il prossimo rivale è Mahart, 38 mi sembra, e che ho letto proprio in velocità. Vai, buttiamoci, aia. Bravo Kume, nono posto cumendiano. Occhio, guarda la merda, mamma mia, rischiato qua tantissimo. Che rischio veneziano, raga, dai, tirala. Calico Racer, Calico, il piccolo Calico.
Quinto posto veneziano, ma il primo è già in fuga, ragazzi. Il primo è già in una fuga comendiana strepitosa. Bravo, come internazzo purissimo, e poi sto stronzo mi butta fuori. Sta merda. Vai, come second place. Adesso devo sprigionare tutto il motore BMW, fio, e dominare la scena. Dai, come tirala. Sono 3 giri ad Atlanta. Dai, come frena, che questa curva adesso me lo ricordo. Adesso sta una curva bastarda quella. Dai. Dobbiamo recuperare dal primo. Dai che sbaglia, non l'ha presa bene la curva. Non l'ha presa bene. E va a prendere la scia e se ne va. Il Cume se ne va. La. Attenzione, il veneziano ne vola. Occhio questa, mamma mia questa. E il Cume c'è, ragazzi, il Cumendon venezianghese. Vai, pitturiamola. Attenzione. Siamo in fuga adesso, fuga comediana. Questo livello comunque è abbordabile, nel senso sopra la media, siamo comunque molto più forti di questo livello e questo è importante. Quindi probabilmente già dalle prossime gare magari alziamo di una tacca il livello di difficoltà, perché vogliamo un'esperienza comunque difficile e competitiva soprattutto. Però questi primi video chiaramente servono anche a far vedere soprattutto il gioco, e se magari qualcuno è indeciso se acquistare l'Xbox One io la consiglio. Questo però non vuol dire che è meglio della PlayStation 4, ragazzi, sono due cose diverse, nel senso, come ho detto prima, se le hai tutte e due è molto meglio. Più chiaramente perché io non mi sono dimenticato di essere un PCista convinto. Il PC, ragazzi, senza il PC cioè niente ha senso, ragazzi. Il PC comunque è la piattaforma che ti dà la possibilità di avere i giochi con la grafica migliore, e comunque gli hardware di queste console sono buoni, ma comunque il mio PC è nettamente superiore alle due console. È chiaro che la console ti dà un'immediatezza e dei giochi che purtroppo il PC non ha, quindi alla fine hai con le due console più PC sei a posto, sei nel mondo del paese dei balocchi. Dopo se magari hai anche Tori ogni tanto che ti fa qualcosa è ancora meglio, e sei a posto, tutto rego e me ne frego. Ma ognuno di noi ha la nostra Tori, magari non è come Tori, però magari è anche migliore di Tori, però è chiaro che mi faria schifo provare con una come Tori, ma accontentiamoci, dai, chi si accontenta gode. Tanto qua dominio veneziano, ragazzi, all'Atlanta. E il Cume c'è, e para là. Il Cumendone domina, si alzerà, e il grido qua, e il grido là, il Cumendone la. Oh raga, scusa, a parte questi vanesi canori, con la nostra squadra, con la mia squadra e del Bode stiamo andando male in campionato, purtroppo dopo un bel inizio. Purtroppo tante prestazioni negative, tanta sfortuna, tanti problemi di infortuni, robe varie, però il Comendone a livello di gol sta andando come sempre bene, fioi. Il bomber veneziano domina, c'è poco da fare, anche questa stagione è cominciata alla grande, sono veramente soddisfatto, sono sempre insomma il marcatore che fa più gol alla squadra. È chiaro che ci manca, ecco, ci serve un difensore di ruolo forte, quindi ragazzi anche voi se volete accettiamo aiuti, se volete venire non paghiamo, però siamo simpatici. Se volete venire nella squadra Mori di Venezia siamo disponibili all'acquisizione di difensori, tanto il Comendone ha vinto e si gode. Il Comendone ha vinto, hai vinto, la. Bene, col livello sopra la media siamo più forti, però dobbiamo aumentare assolutamente il livello di gioco. La macchina è un po' sporca, ma proprio poco.
Bene, bene, tanti bei soldini, tanti bei soldini. Perché andiamo a livello 3, altri 15.000 crediti. E si gode, para papà. Godimento lento, la 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 la. Sono 3.000, 3 millesimo, che sbalza, fioi. Sì, però abbiamo preso tipo 13 secondi del primo. Come cazzo fa con sta macchina? Perché se sarà con sta macchina, cioè, fenomeni incredibili. Vabbè, dai, ragazzi, siamo spartiti 3 gare così. Adesso nel prossimo video andiamo a fare un'altra competizione, così da avere un'altra macchina e non annoiare con la stessa macchina. E niente, ragazzi, forza, è veramente un gioco spettacolare. Queste sono le gare che mi restano, queste me le sparo io. Spa, Indianapolis, Catalogna, Silverstone e 24 ore du Le Mans, e si gode. Quindi buono, raga, molto bene, questo gioco spettacolare. Raga, un saluto dal comandone forziano, motorsportiano, veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.